cominciamo il nostro viaggio all'interno del sito archeologico della Chiamana proprio dal racconto della scoperta del sito stesso. E come capite dal titolo dobbiamo andare un po' indietro nel tempo, perché la scoperta dell'area archeologica avvenne nel secolo scorso e precisamente negli anni 70, quindi a partire dal 1970, quando si svolsero dei lavori per il ripristino e il rinforzo degli argini del fiume Zellina. E in occasione di questi lavori vennero accidentalmente alla luce le strutture dell'impianto produttivo. Chi prontamente avvisò gli archeologi fu il maestro del paese, il maestro Bragagnini, che si accorse di queste strutture, si rese conto dell'importanza della scoperta e quindi avvisò l'allora direttrice del museo di Aquileia, Luisa Bertacchi, che arrivò sul sito con i mezzi del museo stesso, quindi delle ruspe, dei camion, e cominciò a scavare, come vediamo, nell'area, portando alla luce le prime strutture, poi allargandosi per indagare meglio anche l'estensione proprio del sito stesso e portando alla luce anche ovviamente i materiali archeologici. Questa campagna di scavo venne interrotta e poi ripresa un po' di anni dopo, nel 1975, e poi ancora agli inizi degli anni 80. Naturalmente questi scavi si svolgevano in modo molto diverso da come operiamo noi archeologi negli anni 2000, quindi con una metodologia allora molto meno raffinata, molto meno precisa, soprattutto non si seguiva in maniera così appunto attenta il metodo stratigrafico, ma si mettevano in luce le strutture e i materiali con l'intento di comprendere principalmente di cosa si trattasse. Ovviamente era anche uno scavo di emergenza, quindi bisognava agire molto velocemente. Una caratteristica degli scavi di quegli anni è determinata dal fatto che non erano archeologi professionisti a scavare, ma degli operai che eseguivano quindi gli ordini, insomma le indicazioni dell'archeologo sul campo, che in questo caso appunto era Luisa Bertacchi. Questi scavi hanno portato alla luce un esteso impianto produttivo di epoca romana. Impianto produttivo di che cosa? Di ceramica e laterizi, e quindi si rinvennero le strutture che lo componevano, principalmente i forni. Un esempio di forni lo vediamo in questa foto, cioè i forni più imponenti, caratterizzati dalla presenza in realtà di 3 strutture una accanto all'altra. Un secondo forno invece singolo è stato individuato nelle vicinanze. Sono state scoperte poi le strutture dove veniva lavorata l'argilla, quindi delle piccole stanze destinate proprio al laboratorio per la lavorazione dell'argilla, degli ambienti un po' più grandi che invece dovevano essere utilizzati per rimagazzinare, per lo stoccaggio, quindi dei materiali stessi, e anche delle stanze che avevano una funzione invece residenziale, che erano destinate quindi a costituire l'abitazione dei proprietari o dei gestori dell'impianto produttivo. Da cosa lo capiamo? Questi pavimenti sono in mosaico e tra l'altro sono di ottima fattura ed non è un mosaico semplice in bianco e nero, ma è anche policromo, e quindi già questo ci dice che siamo di fronte ad un'abitazione di un certo livello, di un certo lusso.
Una scoperta eccezionale che avvenne all'interno dell'impianto produttivo è quella della fossa di scarico, cioè della zona dove venivano eliminati i materiali che riuscivano male, che quindi o si rompevano, avevano dei difetti per cui non potevano essere venduti normalmente, venivano ammassati quindi in una zona ben precisa. E capite bene che la scoperta di quest'area per gli archeologi è un'enorme festa, perché all'interno di queste fosse si trovano tantissimi e interessantissimi materiali. Allora, oltre alle foto, gli archeologi di quell'epoca, più che gli archeologi, probabilmente i geometri che affiancavano la Luisa Bertacchi in quel periodo, fecero anche i rilievi, quindi i disegni accurati delle strutture che vennero alla luce, e questa ha rappresentato la documentazione su cui abbiamo lavorato. Ma non dobbiamo dimenticare i testimoni di questi scavi, bambini che periodicamente andavano sul sito assieme al loro maestro proprio per scoprire quello che avevano gli operai e gli archeologi portato in luce. Questi bambini dell'epoca hanno rappresentato per noi archeologi di adesso un'importantissima fonte, una fonte orale, perché ci hanno fornito tantissime e preziosissime indicazioni sul punto esatto di ritrovamento delle strutture e anche sulle loro caratteristiche.